E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi e rimanga sempre. Amen. Quindi un spettacolo senz'altro importante. Quest'anno abbiamo anche la novità di fuochi d'artificio importanti, abbinati anche a uno spettacolo di luci, oltre al tradizionale percorso delle canoe. Eccoli qui gli amici del gruppo Canoa San Giorgio di Nogaro con l'accensione ufficiale. Posso chiederle, ho visto che è arrivata dal tagliamento, però immagino che lei non arrivi proprio da qui, le origini sono un po' più lontane. Io arrivo con la scopa. No, veramente l'abbiamo vista arrivare in barca, se è per questo. Sì, però arrivo con la scopa comunque. L'applauso ancora più grande lo facciamo agli amici della Foghera, con l'appuntamento già fissato per l'anno prossimo. Vi ricordo 25 anni di questo straordinario evento.